convinta tu, io ti chiedo di venire un po' più avanti, di guardare in camera quando fai il provino, interpreterai questa ragazza Anna, ok, della tua età, Anta, ok, va bene. Ecco, non c'è un testo, ma insomma, vogliono vedere se tu sei una ragazza spigliata che ci sa fare. Andiamo col primo prodotto, io tiro la prima battuta, parliamo di un prodotto per le donne, per quando sono in quei giorni, ok? Il prodotto è Mega Ultra Ali di seta, io ti do la prima battuta e tu vai guardando in camera, non guardare, guarda in camera, ok? Sei pronta? Anna oggi si sente radiosa. Perché Anna? Perché ho finito le mie cose. No, scusami. No, tu sei nel pieno delle tue... Cioè, stai facendo una pubblicità per... sei nel pieno no, proprio. mi sono confusa col calendario, non sapevo quando mi arrivavano. No, a me non me ne frega del tuo problema. Cioè, tu stai facendo una pubblicità, stai interpretando un personaggio. Ok. È un prodotto che riguarda... Sei nel pieno, sei nel martedì grasso delle tue cose, ok? Sei a Rio de Janeiro, ok? Piovono tutte le... Ok, cerca di concentrarti. Metti un po' la testa, allora. Anna oggi si sente radiosa. Perché Anna? Perché sono... Perché indossa? Perché indossa Mega Ultra Ali di seta. Ecco, cerca un po' di decantare le proprietà di questo prodotto. Praticamente, anche Vai. se diciamo Improvvisa. che sei a Rio de Janeiro. No, scusi, Vai. sei che se anche straripa il po', diciamo, ecco, ci sono proprio degli argini di seta, però che tengono, cioè una seta tipo calcestruzzo che proprio, diciamo, fa una specie se ti interrompo, sembra di vedere sembra di vedere Vogari Fratelli a Bagnale sopra. Dimentichiamo questo come se non te l'avessi mai proposto. Vogliamo andare all'altro che è un cachet, una pillola per quando uno ha mal di testa, si chiama Moment Plus 800. Va bene, vogliamo farlo? Sì. Anna soffre spesso di emicrania. Perché Anna? Non scopo mai, vorrei vedere. No, scusate, tagliamo subito. Aspetta, no. Scusate. Scusami, Jennifer, Anna, il personaggio, attore, non so più a chi rivolgermi. Va in TV di fronte a milioni di persone, ci sono i bambini, non scopo. No, non si può. Cerca di, fare intuire che hai un problema in maniera più aulica. Ok. Allora, ti ridò la battuta. Sì. Anna soffre spesso di emicrania. Perché Anna? Vai, guarda in camera. Perché accumulo tensione. Ecco, brava. Diciamo. La tensione va tutta nel collo, la cervicale, mi fa male e niente, basterebbero 2 colpi di cazzo. Basta, grazie. Basta, Anna. No, perché sennò, voglio dire, sembra un convegno di ultra, no? Cioè, forse non ci siamo capiti, devi usare un linguaggio un po' più appropriato per la cosa che stai facendo. Sì. Ok, io cambierei completamente anche questo perché non mi sembra in grado di farlo e passerei a uno yogurt che favorisce, diciamo così, chi soffre di intestino pigro. Attivissima, sì. Ok? Concentrati e guarda in camera. Anna aveva un problema. Che problema avevi, Anna? E non cagavo mai. No, dai. Mai. No, ma sta diventando un problema. Io ti ripeto, non puoi usare queste... Hai capito? Ho capito. Dai, forza, improvvisa usando altre parole. Allora, forza. Anna aveva un problema. Avevo che non ne andavo di corpo regolare. Esatto, brava. Non stavo bene. Ma certo, questo è il punto. Perché se non la fai, dove va? Cioè, non è che rimane, cioè cosa fa? Rimane lì, si compatta, c'ha una casetta così, cioè entra, dove va? Non è che poi quando la fai, cioè ne fai un pezzo normale. Quando hai finito questo monologo sulla pupù, poi... Scusi. Ti do ancora la battuta, ti prego di metterci un po' la testolina, se ce l'hai, va bene? Allora, Anna aveva un problema, ma da quando usa attivissima, che succede, Anna? Che è sta roba? Che? Ha presente, non so, una pirofila 30x60? La riempio bene, la riempio a filo. Un'immagine bucolica. Una pirofila 30x60. Ci hai regalato un'immagine... Bastava la scodella, una cosa piccola. No, non bastava niente, Anna. Guarda, io ti ringrazio. No, posso provare... Secondo me non sei... Scusi, signore. Posso provare Prostadol? Mi sono preparata su Prostadol. Vuoi fare la moglie di quello che si alza e va in bagno ogni volta a fare la pipì? No, volevo fare... no. Aspetta, non posso... non ho la prostata. Certo. Scusi. Ma neanche il cervello. Proprio, no, perché mi sono confusa. Sono 2 organi che proprio non ti hanno mai... riguardato, Buonasera a tutti, io sono Valerio Eiro, ho 24 anni e nella vita non faccio un cazzo. Cioè, io non sono uno studente, non sono un lavoratore,
Non ho neanche un obiettivo nella mia vita, diciamo che la mia unica ambizione è non morire. Per il momento pare che stia andando abbastanza bene, sono qui. Però mi sento discriminato dai lavoratori, nel senso che a me capita spesso di parlare con persone iperattive del cazzo che fanno 77 lavori e mi devono fare la morale. Ma come fai a non fare un cazzo tutto il giorno? Non è possibile non fare un cazzo tutto il giorno, non ti annoi? No? Non so, c'è questa strana concezione del lavoratore come persona da ammirare, ma perché? Per quale motivo? Cioè, essere un lavoratore non è una qualità, è una necessità, cioè tu lavori perché devi sopravvivere. Quindi io non ammiro i lavoratori, io ammiro altre persone che si distinguono in una maniera un po' più elevata. Io ammiro le russe che sposano i vecchi di merda e li spompinano fino a farli morire. Succhiare un cazzo oggi per non fare un cazzo domani. Chiaramente parlo così perché sono un mantenuto, cioè, e molti mi dicono: ma Valerio, non ti dà fastidio essere un peso per i tuoi genitori? E la risposta, vi dico la verità, è sì. A me dà molto fastidio essere un peso per i miei genitori perché non sono molto ricchi, cioè io preferirei essere un peso per dei genitori un po' più facoltosi, perché quando schiatteranno non mi lasceranno un cazzo in eredità. E io dovrò trovare un modo per sopravvivere, pagare i miei vizi, che sono l'alcol e Netflix. Vabbè, Netflix lo so, 10 euro al mese, però mettici i costi dell'elettricità, i costi della DSL, una casa in cui avere tutto questo. Altrimenti, se non fosse per Netflix, io non disdegnerei la possibilità di diventare un barbone. Comunque, da barbone l'alcol me lo offrirebbero, non dovrei lavorare e sarebbe anche socialmente accettato se occasionalmente volessi cagarmi addosso. Però c'è Netflix, quindi devo trovare il modo di sopravvivere. Io ho letto questa frase bellissima che dice: trova quello che ami, rendilo il tuo lavoro e sarà come non lavorare mai nella tua vita. Ora, a me l'unica cosa che mi piace fare è parlare a un pubblico e ricevere consensi. Quindi o faccio il comico o faccio il dittatore. Come dittatore io spaccherei i culi, Allora, nella politica interna avrei consenso di tutti con 2 semplici mosse. Prima mossa, legalizzerei la marijuana. Seconda mossa, ucciderei tutti gli immigrati. Così avrei fascisti contenti e comunisti strafatti. Però il mio problema sarebbe un po' la politica estera, perché comunque vedete io sono un po' informale, mi piace fare gli scherzi, è un attimo in quel contesto fare la cosa sbagliata con la persona sbagliata, nel senso che io magari un giorno mando un'email innocua, innocente a Vladimir Putin con in oggetto comunicazione internazionale importantissima, in allegato la foto del mio cazzo e puff, sparita l'Italia. Però tranquilli, io mi sto focalizzando adesso sulla mia carriera di comico e da comico adesso il mio obiettivo è quello di esibirmi sempre più spesso, migliorare, farmi notare e finire poi a fare i cinepanettoni a Rutti e Scoregge, che mi sembra un buon finale di carriera. Se non dovessi farcela, ragazzi, proverò a cercare qualche cazzo vecchio da succhiare. Grazie a tutti. Empatia significa pure, diciamo, far proprio il dolore di una persona che semmai sta anche in condizioni sociali un po' più precarie, diciamo la verità, che poi a me l'ha spiegato mio zio, ha detto quello che ci ha rovinato zio tu è stato Joe Bacdo, che ha detto mio zio, ha detto io non mi posso lamentare perché il mio contratto di lavoro è un contratto buono, no, c'è un contratto variabile a termine provvisorio altamente derogabile con scadenza arbitraria, cioè
io mi sento così precario che in realtà non ti dico le bugie che ho dovuto raccontare per conservare il posto di lavoro, perché ogni volta arriva il dirigente e fa: signor Colabona, mi auguro per lei che già abbia esperienza in materia di trasporti. E mi decido: dottor, me lo dite, mi sono occupato io personalmente del trasporto delle famose gondole di Reggio Calabria. Veramente le gondole stanno a Venezia. Mo state capendo mazza che m'ha già fatto. Alla fine ogni volta vai con uno senso di sofferenza al lavoro, non sapendo se riesci a conservarlo, perché ogni volta fa: signor Colabona, lei è un uomo fortunato. Ricorda il signor Minghini, addetto a trasporti e consegne, è stato licenziato. Il lavoro che faceva il signor Minghini da oggi lo farà lei. E mi ha messo le chiavi del motorino in mano il giorno dopo nata voto. Salve signor Colabona, ma lei è un uomo fortunato, sa. Ricorda il signor Filippetti, addetto a comunicazione, è stato licenziato. Il lavoro che faceva il Filippetti da oggi lo farà lei. E mi ha messo la cornetta del telefono in mano. Capirai che quando si è saputo che hanno licenziato persino la signora Marchetta, che come lavoro faceva l'amante dell'amministratore delegato, sono stato stesso io che mi sono autolicenziato. Mi sono detto: se io domani vengo, chi sta mano che mi metto? E quindi siamo arrivati alla nuova povertà. Il nuovo povero è un amico mio, voi non lo conoscete, si chiama Renato, si è fatto proprio una stronzata, si è laureato in scienze delle comunicazioni del Dipartimento della Disciplina della Comunità, dello Statuto della Disciplina del Regolamento del Servizio della Comunità Europea. È un ramo dell'università, si chiama proprio ramo dell'università, perché tu quando esci dall'università non trovi lavoro ed è proprio lì sul ramo che ti volessi impiccare, no? E lui mi ha detto: io per campare non ce la faccio, io per campare sono costretto a fare 3 lavori. La mattina lavoro in uno studio dentistico e là sono stati chiari, ho detto: tu vieni, tanto noi soldi non te ne diamo, ma ti conviene perché qua gira gente, hai la possibilità di farti conoscere. Il pomeriggio lavoro in uno studio commercialistico e là sono stati ancora più onesti, hanno detto: noi soldi non te ne diamo, però tu vieni perché qua gira gente, ha la possibilità di farti conoscere. La sera sono in un pub e mi hanno detto: belle cose, vieni nel tuo interesse, vieni qua perché gira gente, qua hai la possibilità di farti conoscere, perché noi soldi non te ne diamo. Ho detto: scusami Renà, ma tu come cambi di notte alla stazione? Chiedo l'elemosina col cappello, però credimi Tony, mi conoscono tutto quanto. Ciao Renato! Buonasera, mi chiamo Renato Minutolo, sono un comico. Beh, ovviamente non faccio solo il comico nella vita, sarei molto più bravo sul palco. Purtroppo di giorno faccio il disoccupato. La disoccupazione mi toglie tanto tempo che potrei impiegare, che so, a scrivere di più, a provare di più, ma sono disoccupato. Che disoccupato lo sa, devi essere molto disponibile con la tua disoccupazione, ok? Non hai orari fissi, magari una sera pensi di staccare alle 18 e poi ti ritrovi un'ora di rimpianti straordinari da smaltire, ok? Io sono un disoccupato full time, non mi piace perdere tempo, mi alzo presto la mattina, non ho neanche bisogno della sveglia, ho il mio attacco di panico fisso alle 7 e lì conviene svegliarsi. Mi alzo, faccio colazione, fumo una sigaretta, accendo il computer, leggo 2 notizie, ma giusto per vedere se c'è qualcuno che sta peggio di me. Ultimamente è sempre più difficile consolarsi, infatti mi sono abbonato al Burkina Faso Today. Altra sigaretta, inizio a aprire la mail, controllo se qualche azienda ha risposto a qualche mio annuncio. Nulla, il vuoto. Pure le mogli russe per corrispondenza hanno smesso di scrivermi. Anzi, sono il primo caso di spam al contrario. Sono io che mando foto mie con un italiano maccheronico, ma niente, non mi adottano. Si fanno le 13 e non ho ancora trovato un motivo valido per vivere. Faccio pranzo, cracker e stracchino di nonno Nanni. Non faccio in tempo a guardarmi un paio di video sui gattini, che sono già le 15. Ho già la scrivania che è piena di sensi di colpa, mi rimetto a scrivere, a fumare nuovi curriculum che si fanno alle 18, che mi sto fumando pure le tisane al cardamomo, scendo, vado dal tabaccaio per comprarmi le sigarette nuove e lui mi fa: trovato niente oggi?
Solo mia madre mi guarda con occhi diversi perché per lei sarò sempre il suo piccolo testa di cazzo buono a nulla. Un disoccupato è disoccupato ogni istante della vita. Ci avete fatto caso? 24 ore su 24. Non stacca mai. Per esempio, un idraulico che ritorna a casa non è che si scopa anche la moglie. Certa gente a un certo punto stacca col lavoro, ok? Apprezzate le finezze, vero? Un disoccupato no. Un disoccupato è disoccupato ogni istante. È disoccupato mentre guarda la televisione, è disoccupato mentre beve una birra con gli amici, è disoccupato mentre fa l'amore con una donna. Notare la tristezza che cala per 2 secondi che avete visto il mondo con gli occhi del disoccupato. Se ad esempio vi capita del sesso occasionale con una donna e poi nel bel mezzo della notte vi rendete conto che era solo un mero istinto sessuale corretto con tanta vodka e volete scappare, se hai un lavoro puoi sempre trovare una scusa. Scusa, è tardi, domani ho una riunione. Scusa, è tardi, domani ho un'operazione urgentissima. Scusa, è tardi, domani devo celebrare un battesimo. Se sei disoccupato non puoi. Devi scontare quell'orgasmo con una notte di coccole, nomignoli e promesse. Sì, va bene, lo chiameremo Dario Archistakinzan. Un disoccupato impara subito a non lasciare mai il suo vero cognome in giro. Se ci fate caso, un disoccupato non si chiedono mai favori, solo obblighi morali. Nessuna richiesta fatta a un disoccupato finisce con per piacere, per favore, ma con tanto non hai un cazzo da fare. Sempre. Un disoccupato ha sempre un occhio rivolto al mondo del lavoro. C'è chi manda il curriculum a annunci di lavoro specifici, c'è chi manda invece candidature spontanee a tutte le aziende, a manetta, come se non ci fosse un domani. E poi dico anche, quando mandi la candidatura spontanea, lo senti che nell'invio c'è il rumore del cestino? Candidatura spontanea. Candidatura spontanea. Io personalmente sono all'avanguardia, ho scelto una terza tecnica, aspetto che ci sia una tragedia nel mondo, guardo quanti italiani sono coinvolti e che posizioni lavorative si sono aperte. No? È un modo... Non me lo fregate, eh? È un modo molto saggio. Hai sentito della tragedia in Francia? Non me ne parlare. Sapevano tutti usare Excel. Cioè, sono quelle cose che ti sconvolgono. La disoccupazione è una molla che porta il disoccupato a fare scelte drastiche, no? C'è chi si prostituisce per disperazione, c'è chi si uccide per disperazione, c'è chi fa l'agente immobiliare per disperazione. Io ho scelto di prostituirmi e offro un servizio speciale per donne con un lavoro a tempo indeterminato, very exclusive. Elenco qualche tariffa: 30 euro, solo bocca, ti dirò quanto sei dimagrita e che bel paio di scarpe indossi. 50 euro, criticherò una tua amica in pubblico a piacere. Questa è una sciccheria. Questa è una sciccheria. E lei era particolarmente felice. Sì, mi serve. Presa. 200 euro, ma questo per donne di un certo livello. Per 200 euro mi fingerò un tuo amico gay da sfoggiare ad una festa. Grazie. Ciao a tutti, sono Nicola Falcone e vengo da Venezia. La mia carriera professionale nasce nel mondo degli avvocati, un mondo veramente spiacevole. Io non so, ragazzi, se sapete che gli avvocati in questo periodo sono messi male. A Roma ci sono più avvocati che nell'intera Francia e qualche mese fa è venuto fuori sulla stampa che i nuovi poveri sono avvocati, architetti e altri giovani professionisti, ma sono informazioni che chiunque può confermare. In sala c'è qualche avvocato? No? Neanche i soldi per un aperitivo c'hanno sti morti di fame? Io mi sono iscritto a giurisprudenza per coltivare quella che è la mia più grande passione, rompere il cazzo. Adoro rompere i coglioni. Se fare arrabbiare le persone fosse un'attività retribuita, probabilmente in questo momento sarei milionario. Io, come avrete capito, non faccio l'avvocato nella vita, faccio altro, faccio multe. Non nel senso che vado io per strada a farle. Mi piacerebbe moltissimo poter godere delle espressioni di chi si vede mettere in mano un verbale, ma non potrei mai mettere quei buffi copricapi. Io sono quello che decide se una multa è giusta o è sbagliata. Ed è giusta. Ed è bellissimo. La cosa bella è che non metto la firma su quello che faccio, la metto un altro, quindi riesco a rompere il cazzo a migliaia di persone, siano esse fisiche o giuridiche, senza lasciare traccia. Sono come un ninja.
Io sono quello che quando siete in autostrada in corsia di sorpasso a 160 vi sta attaccati al culo e mette la freccia a sinistra e voi siete lì a 160 con sta freccia che vi lampeggia nel retrovisore e cos'è che fate? Accelerate. Tutti accelerano. E io non ho fretta, sono un comunale, non so nemmeno cosa sia la fretta. Ovviamente non sono l'unico che rompe i coglioni, ci sono categorie di persone che sono nate apposta per rompere i coglioni. Quando ho a che fare con loro mi sento un giustiziere, uno che riporta l'equilibrio. Mi riferisco agli operatori dei call center e ai testimoni di Geova. Mi auguro che il buon Dio mi dia presto la possibilità di confrontarmi con una persona che faccia parte di entrambe queste categorie. Molti mi dicono sei una merda, te la prendi con gli operatori dei call center, sono solamente ragazzotti che cercano di sbarcare il lunario in qualche modo. Oh, non l'ho mica obbligato io a laurearsi in lettere. E poi parliamoci chiaro. Quante volte vi è capitato di chiamare il 190, mettere giù e pensare ah cavolo, quel Christian aveva talento, è proprio un peccato che debba lavorare in un call center. Gli operatori di call center comunque danno un servizio alla società, tu ti sfoghi con Carmelo di Pozzuoli e non ammazzi tua moglie in salotto. Quello che sto dicendo è che so benissimo che c'è gente che non merita quella fine, che c'è una crisi del mercato del lavoro. Sto dicendo però che ci sono persone che non troveranno mai un lavoro, gente che si lamenta di non aver ricevuto risposta quando ha mandato la propria candidatura per il posto di direttore marketing a una multinazionale e il curriculum lo ha inviato dal proprio indirizzo email del liceo, gangialibera@libero.it, Mary non può piovere per sempre @hotmail.com. Cioè, questo ve lo devo raccontare un praticante avvocato che si candida, ovviamente in uno studio legale, e manda questo curriculum. Competenze linguistiche, inglese, ottimo, come tutti. Tutti sul curriculum e su LinkedIn siamo pronti per un MBA a Stanford. Seconda lingua, armeno. Cazzo, non sai mai che magari ti capiti il cliente armeno, almeno c'è il praticante che lo biascica. Competenze informatiche, Word, mail, navigazione web. Questo scritto in un curriculum formato doc inviato via mail a un indirizzo trovato online. Tempo libero. Volontario Avis, capo scout, esperto di diritto armeno. Cazzo, io con uno così non ci faccio neanche un viaggio in ascensore, figuriamoci conviverci in un ufficio. Comunque ragazzi, prima di salutarvi voglio informare i gestori del locale per confermare la mia tendenza a rompere i coglioni che l'estintore è scaduto. Ho provveduto io a chiamare i vigili urbani, stanno arrivando. Grazie mille. Nicolò Falcone. E davanti mi si mette uno che non conosco. Io volevo mangiare, ma se c'hai uno che non conosci sei obbligato a fare un rapporto sociale minimo. Non è che parli di lavoro. Lui sapeva che il lavoro facevo io non sapevo il suo e comincio a parlare. Ogni tanto cerco di abbassare la testa e mi fa un paio di scambi in bocca. Cioè. E sto parlando del suo lavoro in maniera disincantata, un po' senza amore, senza... E io colgo l'occasione per chiudere il discorso subito, ci magno. Cambia lavoro se non ti piace. E questo mi dice, ma a 40 anni che mi metto a fare? Chi mi piglia? Perfetto, dico, appunto, gioco, partita, mangiamo. La risposta perfetta. Se fai l'ingegnere, l'operaio, il barista, questo era un prete. Io smetto di mangiare, subito. Dico, ma scusa, ma... Cioè, la Chiesa Cattolica non è che fa le selezioni a Harvard, Oxford, eccetera, eccetera. Una cosa sola ti chiede, una, credeci. Se non ci credi, che cazzo lo fai a fare? E tu che palle, mo arriva Pasqua, un sacco di messe. Dico, oh, fa culo. Lavoro tu. Non so, è sempre così, la gente non ci crede. C'è anche una trasmissione su TV 2000, ve lo dico. Fate due. Io, all'improvviso, dico, e perché non scopi? Dico, che domanda è? Che c'è? Che no, scusa, perché non scopi? Non ci credi? Ma che c'è? Quello è il sacrificio che faccio per Dio. Cioè, non era un'imprecazione, era in favore di. E scusa, piuttosto non mangiare. Era obeso, 1,80 m, 140 kg, obeso, si era mangiato tutti gli antipasti, 6 passi al primo, 12 volte la spigola con le patate, dico, non mangiare. Che cazzo fai? Non scopi? Non mangiare piuttosto, no? C'ha un senso.
Così quando arriva il tuo momento a Natale, il giorno di Natale proprio, ti inviterà qualcuno a casa, lo so, t'ha fatto tabula rasa la chiesa intorno, non c'è famiglia, non c'è niente, ma ti inviterà qualcuno, la tua accolita, quella che viene sempre la messa lunedì, martedì, ti inviterà a pranzo. E tu lì c'è la dimostrazione della tua fede. Perché tutti partono l'esercito di antipasti, lì, primi, secondi, cioè, tu prendi 60 grammi, pomodoro a basilico, spaghettino, semplice, 30 ce li lasci. Passerà la tua accolita, guarderai il piatto e dirai, padre, ma nemmeno tutti l'hanno mangiati? E tu cazzo di momento, te alzi, ti sai perché l'ho mangiati? Se ce la fai, se non me li su. Sai perché l'ho mangiati? Perché sono prete. E finché ci sta un fratello musulmano del cazzo, ebreo, stronzo, cattolico, eccetera, che muore di fame, e non posso mangiare, capito? Sempre per Dio, che non è in favore di... Quindi, brutta troia, ipocrita, cattolica di merda, eh? Fammi un bocchino perché io scopo, troia! Oligoio! Il pane eterno? Sì! Gliel'ho insegnato io questo. E vedi sti preti che fa? Non scopa. Si boffa di magnate, obesi, scoppia l'odore, ma non scopa. Se il Padre Eterno potesse dire qualcosa, direbbe, amico mio, scopa, io l'ho fatto, il cazzo della figa, io l'ho fatti. Non pensare che, no, il diavolo l'ho fatto sotto, io sopra, no, tutto io. Cazzo e figa. Sai perché? A prescindere dall'estazione sociale, qualcuno se potesse divertire come gli pare. Cazzo e figa, io l'ho fatti. Oh, non mi ascolta questo. Oh, padre, scopa, non mi ascolta. Oh, apri l'audio, non mi ascolta. Oh, lascia sta cazzo di spigola! Deluso. Pensavo che i preti ci avessero qualcosa in più degli altri. Sono rimasto deluso. Sono persone come noi, uguali. Penso che ci sia un'ambizione, una niente, uguali. Come noi. Siccome noi, credo, 7 su 10 siamo scemi, 7 su 10. Tu c'è un problema, vai da uno che 7 volte su 10 è scemo. Ma siccome noi che andiamo a farci risolvere i problemi dei preti 7 volte su 10 siamo scemi, 7 volte su 10 un scemo va a farsi risolvere i problemi a uno che 7 volte su 10 è scemo. Potevamo vincere la guerra secondo te? La partita siamo persa. Se un prete fosse umile, io lo accetterei. Una persona senza esperienza, non ha fatto niente, come può consigliare? Se fosse umile lo accetterei. Vai dal prete e dici, padre, io ho perso il lavoro, mia moglie mi ha lasciato, mio figlio si droga. Il prete guarda e fa, che cazzo vuoi a me? Non so niente io. Niente. Sempre in seminario, tu te drogavi, io stavo a pregare, non so un cazzo, piuttosto, dove si mangia bene qua, su sto quartiere? Io non so niente. Dove sta? Una trattoria? Oh, dove vai? Portami con te!